preso la parola oggi e non ad Oschiri per un motivo principale. Ad Oschiri era evidente che l'unità del popolo sardo non era così palpabile nell'aria. Era evidente la presenza di due schieramenti, era evidente la presenza di due anime di un partito che si fronteggiavano. Abbiamo detto che questo non è ovviamente lo spirito che invece deve permeare questo che è un congresso dei sardi. Uno spirito che però deve individuare immediatamente alcuni obiettivi. E uno degli obiettivi più interessanti che già ha fatto vedere Eliseo Spiga è quello di individuare che i sardi in questo momento sono estremamente divisi e sono divisi anche dal punto di vista territoriale. Esistono i sardi in Sardegna, esistono i sardi nell'emigrazione, però io sottolineo sempre che esistono anche i sardi emigrati in Sardegna. Cosa vuol dire? Che esiste dagli anni 60 a questa parte un profondo mutamento della distribuzione della popolazione in Sardegna. La Sardegna ha mutato completamente il suo volto perché tutti quelli dei paesi, quelli dei Saibiddas, sono andati a finire in città, creando uno sconquasso culturale tremendo e anche uno sconquasso culturale politico, se noi andiamo a vedere bene. Perché? Perché se noi manteniamo un tipo di eleggibilità al Consiglio regionale legata alla proporzionale e quindi legata alla popolazione residente in una determinata area, ci ritroviamo ad avere una rappresentatività di alcune aree della Sardegna molto più, diciamo, presente nel Consiglio regionale, e troviamo invece delle aree che non sono assolutamente rappresentate, pur rappresentando quelle aree una parte fondamentale della storia sarda, una parte fondamentale della cultura sarda. A questo punto voglio mettere all'ordine del giorno un primo argomento, che è quello di identificare nella costituente del popolo sardo una ridefinizione di quelli che sono gli elementi di eleggibilità all'interno del Consiglio regionale. Giustamente Liliu diceva che il Consiglio regionale non è altro che un'articolazione dello Stato italiano qui in Sardegna. Noi dobbiamo far sì che con appunto l'Assemblea del popolo sardo vengano ribaltati alcuni concetti. L'Assemblea sarda deve rappresentare realmente tutti i sardi. Io faccio provocatoriamente una proposta che è quella di dividere gli eletti in proporzionale e gli eletti che rappresentano le regioni storiche e le regioni nuove della Sardegna, cioè le regioni dell'emigrazione. Intendo per esempio che un 60% degli eletti al Consiglio regionale possono essere eletti in maniera proporzionale, mentre gli altri 40% devono rappresentare quelle che sono le regioni storiche della Sardegna e anche ovviamente l'emigrazione. Questo è un concetto che secondo me va sviluppato, va visto e va ovviamente migliorato, però è un'idea, qui siamo semplicemente per portare idee e quindi questa è un'idea da portare avanti. E il problema poi principale è anche quello di quelli che sono i rapporti che la nostra comunità deve avere rispetto alle altre comunità del mondo. E a questo punto io ho un problema da sottoporvi. Molto spesso ho visto che un tentativo molto neanche nascosto e palese, il tentativo principale è quello di arrivare a delle poltrone per gestire delle risorse, per gestire del potere, per gestire del denaro.
In realtà poi questo denaro, come viene gestito, non produce ricchezze, ma produce delle debolezze strutturali tremende nei confronti del popolo sardo. Allora il problema che io pongo è questo: ci siamo mai resi conto che in realtà l'economia della Sardegna sta all'interno di un'economia molto più vasta che ormai è quella mondiale? L'abbiamo sentito dire da alcuni editori ultimamente, che il problema per la Sardegna è quella di confrontarsi con la globalizzazione, un termine che un pochettino tutti conoscete, ma per spiegarlo vuol dire semplicemente che ormai i processi economici non possono essere isolati all'interno di una regione geografica, ma possono colpire questa regione geografica perché tutti i fatti economici sono concatenati l'uno all'altro. Badiamo bene però che la occasionalità con cui con questa concatenazione avveniva si sta modificando. Esiste già da un anno alla discussione dell'OCSE un progetto di razionalizzazione della globalizzazione. Questo è il MAI, il Multilateral Agreement on Investment, che è un accordo che va a imporre a tutti i paesi che sottoscriveranno questo accordo la liberalizzazione degli investimenti in qualsiasi parte del mondo e quindi dei paesi che sottoscriveranno questo accordo. L'Italia come governo entra in questo accordo e quindi noi sardi, che lo si voglia o no, siamo coinvolti in questo accordo. Cioè noi stiamo entrando a far parte in questo momento di un sistema economico molto più ampio e non ce ne rendiamo conto. Si stanno come dire, formando delle altre forme di controllo sugli investimenti e noi ancora non ne abbiamo qua approntato in Sardegna, la regione sarda ancora non ha approntato in Sardegna neanche gli strumenti per capire quelli che sono i meccanismi, per esempio, di uso di quelli che sono i fondi CEE. Okay? Quindi sono situazioni che si stanno evolvendo tanto rapidamente che quindi necessariamente noi dobbiamo imparare a conoscere. Questo accordo di cui vi dicevo permette a qualsiasi investitore di investire in qualsiasi parte non essendo vincolato a quelle che sono le leggi dello Stato dove sta investendo e tantomeno delle comunità regionali o locali che governano il territorio dove va a investire. Addirittura esiste un pezzo di questo trattato dove esiste la possibilità che si venga ad essere multati come governo se si ostacola questo tipo di investimento. Un po' già quello che è successo per l'accordo NAFTA per il Canada, che avendo impedito la vendita nel suo territorio di un additivo è stato multato per 256 milioni di dollari per aver impedito questo tipo di ingresso. Quindi rendetevi conto quali sono le tematiche che un congresso dei sardi deve in questo momento affrontare. E a questo punto giustamente si diceva non deve essere un congresso di sigle, non deve essere un congresso di partiti, deve essere un congresso di sardi senza tessera, anche se, badiamo bene, esistono, e questo non lo si può negare a nessuno, esistono delle persone che hanno delle tessere, che hanno delle ideologie, che hanno delle religioni. Ovviamente quello che è importante secondo me che anche questo aspetto non venga trascurato e da questo punto di vista, ritorno al discorso di prima, è importante che se esistono faide
tra fazioni non possono essere in questo momento queste faide fra frazioni trasportate all'interno del congresso del popolo sardo. In questo momento quelle faide di fazione devono rimanere fuori, devono queste persone entrare come uomini liberi e come sardi all'interno del congresso dei sardi e lasciare assolutamente fuori queste faide. Vi ringrazio. Che hanno già sparato le essini dai uomini che sono praticamente la terra nostra, cioè pare in parole che la giochiamo sul bagaglio cromosomico e non sa che veramente piacere e non rafforza te pesata che forse è vero che qualche cosa è movente. L'assemblea di oggi è cosa di sateradia di domenica in Oscheri dimostra che qualche cosa è movente vero. E tanto si tratta oggi di piccare commente dato preciso e esistente costuvato. Batte una volontà e sul popolo sardo di accescare qualche cosa di diverso da ciò che ha fatto prima. Cioè di pensare che associandosi a un'ala o a satera, a destra, a manca, a centro, si poteva arrivare a qualche risultato. Oggi sul popolo sardo spiegando in coscienza che è necessario dare una risposta precisa, che questa è l'unica risposta che è il cuore dei sardos e queste sono le parole del solmanno di questa terra, di quelli che sono viviti prima e di quelli che sono viventi come. Ma non solo queste sono le parole del solmanno di questa terra, ma queste sono le parole e il cuore di tutte le persone che oggi sono in Sardegna e che magari non hanno la possibilità che a noi. E dunque se noi abbiamo la possibilità di lo narrare, abbiamo pure il dovere di non neanche interpretare e il coraggio di proporre soluzioni che siano valide e credibili, che se no siamo falliti tutti. Bravo! E si aspetta che questo popolo nostro da noi, si aspetta un progetto di governo, ma non di governo solo politico, di governo reale, di governo delle risorse, della cultura, ma specialmente della conca. Noi la liberazione la dobbiamo fare prima in conca, cioè dobbiamo convincere tutto sardo che sta vero che si può liberare dai donti zerachia che non è stata imposta fino a oggi. Questo è il progetto umano che dobbiamo spiegare da innanzi. Dobbiamo liberare i sardos in conca. La teradia è apponato, noi dobbiamo vestire a bannetare, dobbiamo vestire. Non dobbiamo scuare, noi su Supramonte, ma non dobbiamo scuare su Cervello e su sardos, che noi non siamo persone, siamo idee, e abbiamo il diritto di non cuare in un nessuno necessita non che a non che cuare su Cervello e su sardos, e dai su Cervello a chi mus cultura, a chi mus resistenza e a chi mus la dignità del sardos. Questo è il progetto che devo spiegare da innanzi. Quali sono gli strumenti? Gli strumenti sono un po' difficili da stabilire quali possono essere. Io avevo pensato sopra, potete dare chi sia in corso, la soluzione può dare chi sia un'altra. Oggi noi abbiamo bisogno di un strumento politico e abbiamo bisogno di un strumento culturale e intellettuale. Sono due i canali che dobbiamo seguire. Lo strumento politico non serve per mantenere la forza, la potenza e combattere su stesso terreno della politica che sono combattenti al due scala dei suoi nemici nostri. Filippo V e Carlo l'imperatore non sono altri che oggi cussoso che acchene poloso italianos in Sardegna. Non cambiato il nome, non va più imperatore, va un segretario del partito, ma è la stessa cosa. Calesia Caiainto per noi non va midori, ha nato l'antico Gaggiolesso. Ed è veramente gai. E tanto noi, sino che non dobbiamo decidere, sino scombeni, di appoggiare sul polo, di appoggiare sull'Ivo, di appoggiare così.
siamo o non su coraggio, o non narrare in termini maschili, insomma, siamo veramente su coraggio di proporre qualche cosa che sia valida per i sardi e chi vi portano a credere. Che se non vi credere è inutile che stiamo a pedane. Dobbiamo usare il coraggio di inchiesire da questa sala e da altre sale che hanno seguito da questa che in un progetto unitario e credibile. E t'hanno ponato a terra la guerra dei chinato. Non ci interessa di stare guerrando uno chinato contro il satiro. I nemici sono ateros e sono cussos prima di combattere. Prima armiamoci contro i cussos, poi dopo non gettiamo su quale preno de abba o de pisso da uno chinato satiro. Però prima abbiamo un dovere e non è che noi siamo culturalmente, politicamente preparati, ma che siamo espressione di questo popolo. Noi siamo apponati a un'idea e non ci possiamo permettere di non stare guerrando per cose personali. Dobbiamo guerrare chissà idea, che solo chissà idea possiamo vincere. E tanto, caro scompanzo, in noi che sta arrivata l'ora veramente di pensare a un progetto reale. E torniamo su qual è il strumento politico che oggi non serve. Oggi noi dobbiamo arrivare a un strumento politico che si candida al suo governo di questa regione. E siamo in grado di farlo. Assumessi, oggi siamo in grado di essere determinanti. Siamo in grado di esprimere una forza che ha da essere determinante e si seppero che si acchene in questa terra. Ma non ci accontentiamo di questo e non lo dobbiamo accontentare. Da chi si pone risultato il minore se lo ottiene il galuppo il minore. Noi non dobbiamo ponere in dinanzi aspettative e risultati umani. Noi non dobbiamo ponere in dinanzi la sovranità totale sopra di questa terra. E questo obiettivo. Ed è questo strumento politico che deve essere il suo motore di tutto ciò che si muove, il ambiente del suo nazionalismo. Questo strumento deve essere il strumento popolare, corso del suo congresso, del suo sardo, in cui ballocco tutto canta suo sardo. Noi non pensiamo che i sardi si possano a partire in trinceas scavate dai suoi ateros, destra, sinistra, centro, cattolico, il buddista, eccetera. Non pensiamo, noi siamo come calesiata del popolo, noi non che dobbiamo cancellare dai conca questo schema di classificazione che i anziani non ci hanno posto. Noi non vi dobbiamo rugare questa trappola di considerare il nazionalismo un'ideologia, di assimilare a comunismo, a socialismo, a destra, a sinistra. Assolutamente, noi siamo un popolo e come intro il popolo francese. Il spagnolo, vi potete dare, sente di destra, sente di sinistra e sente di centro, sa stessa cosa è il popolo sardo. E state attento, caro amico mio, non vi terremo a rugare, a fannare a difendere strinzeas che non sono nostre, che a noi se non mandano a combattere, come hanno fatto sul fronte, a vero l'hanno fatto, ma a Saterala, a un'ala binosos austriaco, a Saterala binosos carabinieri, non abbiamo i campus, noi abbassiamo in questa... Non abbiamo i campus e tanto che hanno tornato a suonare la strumba delle elezioni. Bisogna schierarsi a sinistra perché altrimenti vince la destra. In italiano, naturalmente. A Saterala, bisogna schierarsi a destra perché altrimenti vince la sinistra. La dobbiamo lasciare suonare de badas questa strumba. La strumba nostra sono atteras. Sono atteras, cosa che cramano a difendere dai suoi unoso e dai suoi atteroso questa terra nostra, questo diritto a sua sovranità e sul diritto a esistere. Ma come non possiamo, noi, pensate, come non possiamo alleare che in un partito che non riconosca manco l'esistenza del suo popolo sardo? Quali sono i partiti italiani che hanno riconosciuto l'esistenza della nazione sarda e il suo diritto fondamentale all'autodeterminazione? Mancuno.
Bicolana curso, bicolana, ma però non arrivano mai a essere determinanti e a riconoscere questo diritto fondamentale. E tanto vi dovete essere sul rifiuto assoluto. Noi dobbiamo essere in grado di proporre, scusate se bisogna allungare, ma un concetto solo e poi mi canno, vabbè, devo usare l'altra occasione per non ragionare. Allora, quería esprimere solo questa cosa e poi tanto. Terminiamo questo argomento che io chiamo è più questo. Sul congresso dei Sossardes, che deve fare? Secondo me ne deve fare semplicemente questo. Deve servire sul congresso dei Sossardes come ente costituente di un istamento sardo permanente. Cioè noi dobbiamo usare il suo coraggio, dai questo congresso, non dai questo del congresso che abbiamo già fatto, che in delegato e che in persona, eccetera, eccetera, tutto a dovere, in un tutto spartito, non sono italiano, a essere invitato a esprimere un governo, cioè un istamento sardo. Atto dei giudices, io non lo sclamo deputato, lo sclamo giudices, che penso che questo è l'animo chi lo deve giucare, che hanno eletto, che rappresentano un popolo sardo, e questo giudice deve legiferare come chi era in stato sovrano in territorio e dimostrare che esiste una maniera di si autogovernare e che i sardi ne sono capaci. Scusate, devo tancare.